9 minuti dopo le 8 torniamo a parlare di ex Ilva. Lo facciamo riprendendo le parole di Michael Flux, ieri apparso a Sky TG24, che ha detto: o la salvo io o continuerà a rubare al governo 100.000 euro al mese, ha detto il presidente di Flux Group. E che però, diciamo, se da un lato dice continuerà a rubare, 100 milioni al mese, dall'altro dice che a lui serve un prestito ponte di 500 milioni di euro. Insomma, non proprio un ragionamento lineare, però sicuramente un piano chiaro, almeno nella sua mente. Lui ha detto: io non voglio nessuna beneficenza, sono pronto a investire del denaro, 100 milioni, 200 milioni, se avrò a fianco delle banche, ma le banche, allo stato delle cose, non ci metteranno un dollaro. Rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto: non siamo preoccupati dalla bonifica ambientale, perché Flux è uno degli investitori globali più importanti dal punto di vista anche delle situazioni ambientali, e saremo in grado di fare la bonifica, ci vorranno 5 o 10 anni, così un attimo a spanne, e aggiunto tra l'altro rispetto a Jindal che siamo l'unica azienda pronta a capire perché ci sono tutte queste morti all'Ilva, se a causa degli impianti o a causa di qualcos'altro. Dobbiamo intanto stabilire un'autorità indipendente che possa finalmente chiarire la verità. Qualcuno spieghi a Flux che in Italia esiste e si chiama magistratura. Io non so se abbiamo... non ancora. Ok, allora continuo a raccontarvi che nelle sue dichiarazioni Flux ha aggiunto anche che lui non ha bisogno di questo business per cambiare vita, perché è in un'ottima situazione, è molto contento, ma vuole investire perché gli piacciono le sfide. È un'opportunità fantastica di poter avere il controllo di questa azienda e potrebbe essere in qualche modo, dice lui, la sua eredità. Ecco, insomma, le domande sono state poste a Flux, forse andavano, ecco, magari fatte anche da qualcuno che, come dire, magari di ex Ilva ne capisce un po' di più, però tutto questo è avvenuto tra l'altro nel momento in cui a Roma si annunciava una proroga della cassa integrazione con una copertura del 70% dello stipendio, e contemporaneamente a Milano era in corso la prima udienza del processo per la class action. Vi ricordate l'azione inibitoria promossa dalle associazioni di genitori tarantini, Comitato Libere Pensanti e una serie di altri gruppi che hanno chiesto lo stop immediato alla produzione dell'ex Ilva, mentre il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente questa richiesta e ha detto all'ex Ilva che se non rispetta l'AIA, come non rispetta, dovrà chiudere dovrà fermarsi dal 24 di agosto. Ricorso naturalmente di Acciaierie d'Italia e ricorso anche dell'Associazione Genitori Tarantini. Ma andiamo per gradi. Torniamo un attimo all'intervista di Michael Flux e commentiamola insieme al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, che è in collegamento con noi. Buongiorno Mimmo. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Allora Mimmo, come dire, altre parole che mi sono parse, come dire, buttate un po' così. Lui parla di una Flux parla di una bonifica che ci vorranno, lui dice 5-10 anni, siamo gli unici in grado di farla. Da un lato poi dice che Ilva continuerà a rubare, tra virgolette, 100 milioni al mese allo Stato, ma contemporaneamente chiede un prestito ponte di 500 milioni di euro. Sì, diciamo che è stata un'intervista in cui sostanzialmente ha elogiato e esaltato la sua capacità imprenditoriale, e fin qua ci sta. E ha detto tutto, il contrario di tutto praticamente, nel senso che ha detto che l'azienda è messa male, questo lo sappiamo, che solo lui lo può salvare, questo non lo sappiamo, ma insomma diciamo che non è che ci sia tutta sta fila di aziende pronte e con il know-how giusto per salvare l'Ilva. E poi ha anche aggiunto che insomma vuole il prestito ponte dello Stato perché nessuna banca finanzierebbe l'operazione di acquisto Ilva in queste condizioni. Onestamente da questo punto di vista non mi sento di dare torto, perché obiettivamente l'Ilva è messa così male che è difficile trovare istituti di credito pronti a certo, questo fare l'operazione. Almeno diciamo che da questo punto di vista sicuramente sarebbe molto meglio che lo Stato si assumesse l'onere di farlo per poi venderla in un secondo momento, perché non dobbiamo dimenticare nemmeno un'altra cosa: chiunque si approccia all'Ilva lo si approccia volendola praticamente gratis, vista la situazione in cui si trova, ma non è così semplice, perché l'Ilva poi è anche sottoposta a ben due amministrazioni straordinarie che devono dar conto ai creditori. Siccome il debito
complessivo delle varie amministrazioni straordinarie che si sono succedute dal 2015 a oggi ammonta a circa 8 miliardi di euro. È anche ovvio che i commissari dovranno andare molto cauti nell'assegnare l'ILVA, perché se no rischiano dal punto di vista personale di dover rispondere. Mimmo, lui ha detto anche che come dire, cioè, tra le tante cose che ha detto, la sensazione è che lui dice bisogna accertare e trovare un organo terzo che stabilisca perché muoiono gli operai. Cioè, l'idea che ci sia la magistratura in Italia non lo ha sfiorato evidentemente, perché non so quale organo terzo lui voglia fare riferimento. Lui ieri non ha negato di essere trampiano, insomma, ha anche detto che questa operazione si deve fare perché altrimenti l'influenza cinese sarà fortissima in Europa, e da questo punto di vista si svela un po', insomma, poi qual è l'operazione di Trump, quella di fare di fare la guerra tra virgolette alla Cina, e poi anche il vero motivo della guerra nel Golfo a cui stiamo assistendo ormai da quasi 2 mesi. E quindi ci sono anche temi geopolitici all'interno di questa situazione, ed è ovvio che dobbiamo stare molto attenti. Io, guarda, una delle poche cose che apprezzo di Flax è che risponde alle domande dei giornalisti, almeno, certo. Giornalisti. Lo farà anche quando verrà a Taranto, e verrà a Taranto tra domani o molto più probabilmente inizio della settimana prossima. Ricordo che Cindalla ha fatto questa visita al comune in maniera del tutto clandestina, e anche il comune non è stato prodigo di chiarimenti. Io credo che in una fase così convulsa la comunicazione e la trasparenza siano essenziali. E allora vedremo come andrà questa visita di Flax, naturalmente la racconteremo anche noi. Grazie a Mimmo Mazza, grazie davvero direttore, buon lavoro. Grazie a voi.